Dramma questa mattina a Mansuè, un 82enne mentre stava controllando un pozzetto delle acque pluviali sarebbe scivolato cadendovi all'interno. L'uomo è deceduto sul colpo. Mercoledì la firma del nuovo DPCM, in arrivo una stretta sui locali come bar e ristoranti. La preoccupazione di Ascom, la pandemia a livello economico farà più danni che a livello sanitario. Sono 1018 gli attualmente positivi nella Marca Trevigiana, che si conferma ancora maglia nera in Veneto. Intanto domani l'ULSS 2 incontrerà i presidi per illustrare come verranno effettuati i tamponi in classe. Incidente della notte a Pagnano d'Asolo, auto esce di strada e finisce nel giardino di un'abitazione capovolgendosi, illeso l'uomo al volante. A Codognè furgone abbatte pali della luce, un ferito. Atto vandalico a Conegliano, dove ignoti hanno distrutto i nastri rosa della Lilt collocati intorno alla fontana del Nettuno. Il governatore Zaia, gesto inqualificabile. Si vota fino alle 23 a Castelfranco per il ballottaggio. Domani urne aperte dalle 7 alle 15, poi lo spoglio delle schede, affluenza in calo rispetto al primo turno. Inaugurato il portale principale dello stadio Tenni dopo i lavori di restauro, la cerimonia prima del calcio d'inizio del debutto casalingo del Treviso. Buonasera e benvenuti con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Buona domenica. Dunque avete sentito in primo piano la cronaca, purtroppo con la tragedia che si è consumata questa mattina a Mansuè. Un 82enne mentre stava controllando un pozzetto nel terreno di sua proprietà è scivolato ed ha perso la vita. La cronaca nel nostro servizio d'apertura. Viste le piogge ed il maltempo di queste ore, aveva deciso di controllare il funzionamento dei motori per l'aspirazione dell'acqua nel pozzetto. Bruno Biasiato, 82 anni, è uscito di casa verso le 11 ed è andato nel retro dell'abitazione. Un attimo si è consumata la tragedia. L'anziano si è piegato in avanti per controllare e forse, a causa di un malore, ha perso l'equilibrio ed è finito a testa in giù all'interno del pozzetto. Quando i familiari non lo hanno più visto tornare per pranzo, sono andati a cercarlo, scoprendo il dramma. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, gli uomini del SUEM 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo per l'82 anni non c'era più niente da fare. La salma è stata portata all'ospedale di Oderzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La notizia è subito girata in tutto il paese, dove Bruno era conosciuto. Lo ricordo bene, lo conoscevo più che altro di vista. Avevo fatto qualche parola con lui qualche tempo fa. E le posso dire che da quello che è trasparso era una bravissima persona, amava la famiglia, amava il lavoro, amava anche i nipoti. È stata veramente una tragedia alla cui famiglia, a questa amministrazione invia le più sentite condoglianze. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Conegliano per i rilievi sulla dinamica del tragico incidente domestico. In arrivo il nuovo DPCM che dovrebbe essere firmato dal Premier Conte mercoledì. Novità per quanto riguarda l'uso delle mascherine all'aperto, ma anche stretta per i locali. La rabbia, la preoccupazione di Ascom. Credetemi, l'aspetto pandemico nell'ambito sociale e nell'ambito economico farà molti più danni di quelli che stanno vedendo a livello sanitario. È chiaro e non usa mezzi termini Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio Treviso. I controlli devono essere fatti, ma lasciate lavorare gli imprenditori. Il DPCM, che sarà firmato probabilmente mercoledì, prevede una stretta sui locali, orari e capienza interna. La stretta, che è a carico degli imprenditori privati, non può essere la soluzione perché la parte pubblica non è in grado di attuare i controlli. Ben vengano i controlli, devono esserci controlli. Il rischio è che il DPCM si trasformi in una sentenza di chiusura per molti locali. Questo non è possibile, tuona Capraro, e ci faremo sentire a Roma. Intanto, sulla questione capienza, con l'arrivo dell'inverno, il Presidente lancia un appello alle amministrazioni locali. Di fronte, tra l'altro, ad una stagione che a maggior ragione condiziona gli spazi, perché nella stagione invernale gli spazi esterni sono limitati. In questo caso bisognerà intervenire con le amministrazioni locali perché vengano mantenuti plateatici, perché ci sia la possibilità di riscaldarli, che ci sia la possibilità di farli vivere anche d'inverno.
Pronti ad aiutare i locali, risponde il sindaco Mario Conte. Delle soluzioni per consentire, come abbiamo fatto fino adesso, di lavorare in sicurezza, quindi di mantenere attive le proprie attività, i posti di lavoro, senza dimenticare gli aspetti sanitari. Per quanto riguarda l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutta Italia, è una delle ipotesi che il governo sta valutando. Lo ribadisce il ministro della Salute Roberto Speranza. D'accordo anche il sindaco Conte. Ognuno di noi deve capire che indossare la mascherina significa tutelare se stessi e tutelare gli altri, soprattutto le persone più anziane e più fragili, quindi è proprio un gesto d'amore. Richiamo quelle parole del vescovo di questa mattina, che appunto ha detto di andare oltre i DPCM, oltre le ordinanze e di essere responsabile nell'utilizzo della mascherina. A proposito di Covid, diamo un'occhiata insieme al report di Azienda Zero con gli ultimi casi positivi registrati nella nostra regione e nella Marca Trevigiana. Sono complessivamente 77 i positivi nelle ultime ore rispetto al report della mattinata. Nelle 24 ore si registrano in Veneto 253 casi positivi. Nella Marca Trevigiana il bollettino del pomeriggio registra 36 casi in più rispetto al report della mattinata. Complessivamente sono 72 i casi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso, che si conferma ancora maglia nera in Veneto, e nella Marca Trevigiana si superano i 1000 attualmente positivi, 1018 le persone attualmente positive nella provincia. Intanto domani l'ULSS 2 incontrerà i dirigenti scolastici della Marca per illustrare come si interverrà nelle scuole con i tamponi rapidi in caso vi sia un positivo tra gli studenti. In arrivo poi sempre dalla prossima settimana alle famiglie le autorizzazioni che dovranno essere sottoscritte. È quasi tutto pronto per portare i tamponi rapidi a scuola, in attesa della messa a regime anche dei test rapidi antigenici mini-invasivi. Quasi tutto pronto perché mancano ancora le autorizzazioni dei genitori necessarie per poter intervenire laddove vi sia un caso sospetto o confermato di positività. Intanto, dopo l'emanazione a fine settembre delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e dopo le linee di indirizzo della Regione Veneto, l'ULSS 2 si è subito messa in azione. L'ASL 2 è già appunto una partita con l'organizzazione per poter effettuare i tamponi a scuola, e per comunque consentire anche ai dirigenti scolastici e ai genitori di avere anche un'informazione sulla natura di questi tamponi e come verranno effettuati. Domani pomeriggio l'ULSS incontrerà i dirigenti scolastici della Marca. L'ASL ha organizzato con i dirigenti scolastici una videoconferenza appunto per esporre, eventualmente anche chiarire eventuali dubbi con riferimento a quello che è contenuto nelle linee di indirizzo della Regione Veneto, e quindi che tipo di tamponi saranno effettuati, appunto a quale scopo, e poi anche illustrare quali saranno gli interventi che sono comunque specificati nelle linee di indirizzo nel caso in cui si dovesse ravvisare un caso conclamato o comunque sospetto di appunto positività. Nelle linee di indirizzo regionali è allegato anche il modello di autorizzazione preventiva per le famiglie. Che i dirigenti scolastici dovrebbero appunto richiedere ai genitori di firmare, quindi al fine di acconsentire ai tamponi, qualora appunto sia necessario intervenire tempestivamente. Io penso che già da lunedì stesso, momento in cui appunto i dirigenti riceveranno il modello, questo modello verrà inoltrato ai genitori, quali naturalmente, se vorranno, potranno esprimere il loro consenso preventivo. La cronaca è riuscita ad evitare una truffa nei suoi confronti. Una donna trevigiana che si è prontamente accorta che qualcuno stava prelevando dal suo conto corrente con due bonifici distinti da 22.000 euro e 5.000 euro per accreditarli su un altro conto corrente. Autori di questo due pregiudicati foggiani che sono stati denunciati per frode informatica. La vittima ha immediatamente avvertito i carabinieri di Col San Martino, che a loro volta hanno avvisato il direttore della banca foggiana, dove i due sarebbero andati ad incassare la cifra. Il direttore è così riuscito a bloccare l'operazione. 2 persone sono rimaste ferite in modo non serio in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Breda di Piave, nella fuoriuscita autonoma di una macchina finita contro un palo. Nella notte altri 2 incidenti stradali a Codognè e Pagnano d'Asero. In questo caso una vettura è finita nel giardino di un'abitazione capovolgendosi.
Due incidenti stradali nella notte che, guardando la dinamica e le condizioni dei mezzi coinvolti, potevano avere conseguenze ben più gravi per gli automobilisti. Il primo è quello accaduto pochi minuti dopo la mezzanotte a Pagnano d'Asolo. Un'auto condotta da un 52enne, per cause che spetterà alle forze dell'ordine ricostruire, è uscita di strada, prima finendo contro un contatore del gas, poi abbattendo un palo della telefonia. Ha finito la sua corsa nel giardino di un'abitazione capovolgendosi. Un boato violento che ha svegliato i proprietari di casa, accorsi a vedere cosa fosse successo. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM. L'automobilista, uscito autonomamente dal mezzo, miracolosamente non ha riportato ferite gravi. Poco più tardi a Codogné ancora vigili del fuoco al lavoro per un'altra fuoriuscita autonoma in via Vittorio Veneto, stavolta di un furgoncino che ha abbattuto alcuni pali della luce. L'uomo al volante è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale. Anche in questo caso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro. Una lite degenerata nel sangue è quanto accaduto ieri sera a Castelfranco all'esterno di un locale. Tutto è iniziato con un alterco tra un cliente e il titolare. Sono volate prima parole grosse, poi anche qualche pugno. All'improvviso l'avventore ha estratto un piccolo coltello e ha colpito all'addome il barista. Immediatamente il ferito è stato trasportato all'ospedale, dove è stato immediatamente medicato. Nel frattempo sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Castelfranco, che ora stanno ricostruendo la vicenda. Il cliente è stato denunciato per porto illegale di arma e lesioni aggravate. Si aspetta invece di capire se quest'ultimo intenderà presentare querela nei confronti del titolare del locale. Da Castelfranco a Conegliano, con un atto vandalico, ignoti hanno distrutto i nastri rosa, simbolo della lotta contro il tumore al seno della LILT, collocati intorno alla fontana del Nettuno. Qualche lazzarone a Conegliano si è divertito a distruggere i nastri rosa della LILT che simboleggiano la lotta contro il tumore al seno, collocati attorno alla fontana del Nettuno. Un gesto inqualificabile che va oltre al vandalismo comune, soprattutto nel mese dedicato alla prevenzione e alla ricerca sulle neoplasie che colpiscono le donne. A chiunque sia stato dico di chiedere scusa e rimediare a quanto fatto. Questo è il duro post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal presidente del Veneto Luca Zaia, che denuncia quanto accaduto in centro a Conegliano. Ecco come si presentava l'area di Corso Vittorio Emanuele II, con i simboli della lotta al tumore al seno collocati intorno alla fontana, ed ecco invece la scena che si è presentata stamane davanti agli occhi dei coneglianesi. È un gesto inqualificabile e stupido, direi, perché è un simbolo di una campagna che la LILT fa da 31 anni in Italia, e noi l'abbiamo riportata anche a Treviso per accendere proprio un riflettore su questo problema importante che è il cancro al seno, che colpisce ogni anno centinaia di donne trevigiane, per cui non capisco la insensibilità di persone che hanno pensato di distruggere questo simbolo. Non credo sia un atto fatto contro la campagna di prevenzione, ma spero, aggiunge il dottor Gava, si tratti del gesto dettato dalla noia magari di qualche ragazzo. Quando i responsabili verranno individuati, per loro il presidente della LILT di Treviso ha in mente una possibile punizione. Può essere un lavoro socialmente utile e quindi magari fare qualche ora di volontariato e capire anche cosa fa la LILT, proprio per cercare di promuovere il concetto della prevenzione e di aiutare le persone che stanno attraversando la fase della malattia, quindi magari può essere una punizione giusta quella di approfondire queste tematiche. La politica adesso, con il turno di ballottaggio a Castelfranco, si vota fino alle 23, domani invece dalle 7 alle 15, alle 19 affluenza in calo rispetto al primo turno, quando era stata del 33,42%, alle 19 di oggi l'affluenza si è fermata al 31,70%. Affluenza in calo rispetto al primo turno a Castelfranco, dove 30.559 cittadini erano chiamati alle urne per il ballottaggio tra il sindaco uscente Stefano Marcon, candidato del centrodestra, e Sebastiano Sartoretto, che corre per il centro-sinistra. Alle 12 aveva votato l'11,88% degli aventi diritto. Lo scorso 20 settembre l'affluenza era al 13,20%.
Oggi si potrà votare fino alle 23, domani invece seggi aperti dalle 7 alle 15. Poi subito dopo inizierà lo spoglio delle schede che decreterà il nome del sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 anni. Vedendo i primi dati sull'affluenza, i timori della vigilia legati all'astensionismo potrebbero diventare realtà. Al primo turno si era recato alle urne il 60,85% degli aventi diritto, in linea con il dato di 5 anni fa, quando i votanti allora furono il 60,98%. Bisognerà attendere alle 15 di domani per avere il dato definitivo e poche ore dopo si conoscerà anche il nome del nuovo primo cittadino di Castelfranco. Meno prelievo di acqua dal Piave, questa è la direttiva europea che potrebbe sconvolgere l'intero sistema idrico dal Monte Bellunese fino alla Bassa Trevigiana. L'allarme arriva dal Consorzio di Bonifica Piave. Siamo al via ormai di un progetto importante che vuol dire la realizzazione di circa 20 milioni di opere. Questa è la portata dell'intervento per il miglioramento idrico del Consorzio Piave, l'ente che gestisce e controlla la rete minore dell'intera provincia di Treviso con alcuni lembi di Padova e Venezia, punta così a risolvere un problema derivante dalle nuove normative europee in tema di sfruttamento idrico dei fiumi, in particolare del Piave che da metà del 1400 con la Brentella irriga tutte le coltivazioni del Monte Bellunese ma anche del Trevigiano, portando acqua fino alle sponde del Sile. La nuova direttiva taglia a metà la portata d'acqua con inevitabili ricadute sia sulle coltivazioni ma in genere su tutto l'ecosistema della destra Piave e non solo. Dobbiamo inevitabilmente creare delle strutture che fanno sì che l'irrigazione venga migliorata con innovazione tecnologica, utilizzando meno acqua per fare lo stesso servizio. Ecco perché da anni il Consorzio sta investendo sulla sostituzione delle canalette aperte con tubature a pressione che azzerano le inevitabili dispersioni, ma questo rischia di non bastare stando alle proiezioni future dopo le esperienze delle asciutte messe in atto negli ultimi anni. Infatti, ad esempio, le dispersioni vanno ad alimentare il corso del Sile che inevitabilmente si abbasserà così come molti altri fiumi minori e canali, con inevitabili conseguenze per territori e città, prima tra tutte Treviso. Inevitabilmente i nostri parchi, i nostri giardini, la città d'acqua come la città di Treviso, l'acqua nelle fosse di Castelfranco Veneto sparirebbe. Quindi ad esempio in una città come quella di Treviso che vive ma soprattutto ha un sistema di scorrimento anche per quanto riguarda le fognature sui canali, come finisce? È probabile che la portata diminuisca e quindi i livelli mettano in luce determinate situazioni che non vorremmo mai sentire o vedere. La soluzione per il Consorzio sta nell'accumulo dell'acqua in bacini artificiali. Le cave bisogna adattarle, trasformarle, non sono di proprietà di privati, bisogna ragionare con loro, però questo diventa un passaggio obbligato, tenendo conto soprattutto che il clima sta cambiando. I comuni di Ponte di Piave e Salgareda rinnovano l'accordo ormai consolidato per il servizio associato di polizia locale. Per il prossimo quinquennio di collaborazione l'obiettivo è implementare l'attrezzatura a disposizione dei vigili. L'unione fa la forza e si rinnova per altri 5 anni, quella del servizio associato di polizia locale che riunisce i comuni di Ponte di Piave e Salgareda. Una firma che sancisce un esercizio associato rivolto al controllo del territorio e del controllo su strada, specie lungo la Postumia, arteria importante che viene percorsa da più di 24.000 veicoli al giorno. Siamo sui 15-20 incidenti stradali all'anno per quanto riguarda Ponte di Piave e 8, 10, 12 anche Salgareda. 60 km quadrati di territorio per 15.000 abitanti. A tanto si estende il controllo capillare che guarda all'implementazione del prossimo quinquennio. Implementare quelle che sono state le partecipazioni ai bandi e quindi continuare questa collaborazione col Comune di Salgareda, implementare quelle che sono anche le pattuglie che vengono fatte anche di notte, ma sicuramente tenere monitorata questa nostra strada Postumia che chiaramente ci tiene molto a dividere il territorio portempiavense in due parti, ma che chiaramente è un fiore all'occhiello e un controllo sul territorio che le nostre forze dell'ordine danno costantemente e quotidianamente. Gestione associata che riguarda tutte le attività di polizia locale, urbana, rurale, di polizia amministrativa, coadiuvate dall'apparecchiatura relativa anche alla videosorveglianza. Abbiamo ovviamente delle telecamere per il controllo del territorio, abbiamo anche delle convenzioni per quanto riguarda la collaborazione con la cittadinanza per il che si chiama controllo del vicinato, che ci ha fatto molto piacere che abbiamo avuto tantissime adesioni.
I controlli a partire da fine ottobre saranno intensificati con un occhio di riguardo alla prevenzione, specie per quanto riguarda i furti in casa, con il ritorno dell'ora solare. E adesso un compleanno speciale, quello di Anna Carraro, che ha festeggiato il traguardo dei 101 anni. Stamattina, prima la messa nella chiesa di San Biagio di Callalta, alla presenza anche del sindaco Alberto Cappelletto, poi con un gruppo ristretto di familiari causa Covid, i festeggiamenti si sono spostati al ristorante per il pranzo. Intorno a lei le 2 figlie, i 4 nipoti e i pronipoti. Nonna Anna vive ancora da sola accanto a una delle figlie, continua a fare la marmellata in casa, a prendersi cura personalmente del suo orto tutte le mattine, oltre a fare da babysitter ai pronipoti. Dunque anche da parte nostra tanti auguri alla signora Anna. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di sport, di calcio, perché per il debutto casalingo del Treviso, lo stadio Tenni, si è rifatto il look, è stato infatti inaugurato il portale principale dopo i lavori di restauro. Prima di campionato, inaugurazione del nuovo fronte dello stadio, un gran bel appuntamento, direi sportivo, ma non solo, perché la riqualificazione del fronte è un segnale di riqualificazione anche per l'intera area. Giornata da segnare sul calendario per il Treviso e i suoi tifosi. Non solo c'è stato il debutto casalingo, ma anche l'inaugurazione del portale dello stadio cittadino e della piazzetta antistante dopo i lavori di restauro. Si presentava così la facciata principale del Tenni ed eccolo invece dopo l'intervento di recupero. Un perfetto biglietto da visita della città per i tifosi delle squadre ospiti che nei prossimi turni di campionato arriveranno a Treviso per assistere alle partite, ma anche per chi entrerà qui in altre occasioni. E il restaurato portale ha accolto nel pomeriggio i supporter bianco-azzurri per assistere alla sfida contro Santa Lucia. È riportato, diciamo così, agli antichi splendori, o comunque molto più fruibile di quello che poteva essere negli ultimi tempi. Consentirà anche ai cittadini di Treviso di poter diciamo, fruire di questo stabile. Ed ora la consueta rubrica dedicata ai segni della nostra storia. Questa sera ci spostiamo alle porte di Nervesa, dove una croce racconta la passione e morte di Cristo, ma anche di tutti i soldati della Grande Guerra. A Nervesa c'è una croce, mio fratello sta sepolto. Sotto questa croce, che è una croce votiva dell'800 fatta in ferro battuto, sono state trovate all'incirca 40 sepolture, sia austriache che italiane. La tradotta che parte da Torino a Milano non si ferma più. Una canzone e una croce, che è un segno non solo della nostra storia, ma di quella di tanti altri popoli e nazioni che hanno pagato il grande tributo di sangue che è stata la guerra 15-18. E la croce di ferro, opera di più artigiani tra Piave e Montello, è ancora lì, dove era stata piantata come segno votivo della popolazione che da oltre 2000 anni su questa terra piena di sassi e pellagra chiedeva a Dio clemenza per poter sopravvivere di quello che producevano i campi. Una croce che racconta la passione di Cristo, con i chiodi, la lancia, la spugna, ma anche la flagellazione, con la colonna e sopra il gallo del tradimento di Pietro. Passione e morte di Cristo e passione e morte dei fanti, che arrivavano qui con la tradotta che fermava in questa stazione, a poche decine di metri dalle trincee austro-ungariche, dove le mitragliatrici erano pronte a falciare i soldati italiani. Lì appunto è il luogo dove la battaglia degli austriaci, delle truppe d'assalto austriache che hanno attraversato il Piave, ha avuto un momento più crudele. Ecco dove era la croce della tradotta, ma soprattutto com'erano questi luoghi durante la battaglia del Sostizio. Ed ecco perché questo segno della storia va onorato quando si passa lungo la strada che collega Arcade con Nervesa, magari spostando quel cartello che davvero fa poco onore a quanti sono caduti attorno.
Una croce che è stata caposaldo durante gli assalti, sia per gli italiani che per gli austro-ungarici. Più volte colpita e sfregiata dalle schegge delle bombe, è l'unico manufatto rimasto integro in un paesaggio di macerie e devastazioni. Quella che vediamo oggi è una copia fedele, mentre l'originale con i segni della guerra è custodito nell'ossario sul Montello, grazie all'impegno dell'allora presidente dei combattenti e reduci di guerra. Era stata dimenticata, alla fine venduta e conservata in una cappella di una villa veneta. Alla fine, dopo 10 anni di tentativi, Albino Furlan è riuscito, grazie alla sensibilità di questo giapponese che era venuto proprietario della villa, a riportarla a Nervesa e ora all'ossario. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Iniziamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda l'emergenza Covid, con la nota dell'ULSS 1 che riporta come nelle ultime 24 ore di attività laboratoristica abbiano messo in evidenza 23 nuove positività, di cui 4 riferite ad ospiti di case di riposo di area dolomitica. Nessuna delle nuove positività si riferisce ai 3 comuni coinvolti nel focolaio del Comelico, molte di esse sono comunque riferite a comuni del Cadore. Le nuove positività sono prevalentemente contatti di caso già isolati in quanto tali. Altri 3 ospiti di un centro di servizio sono stati trasferiti in via precauzionale al San Martino. Attualmente le persone ricoverate sono 14. È scattato poi il protocollo scuola per altre 4 classi di istituti superiori di Belluno e del Cadore. Da domani saranno presi in carico per eseguire i primi tamponi di controllo. In base all'esito saranno decise le misure di sanità pubblica da adottare secondo le nuove linee guida della Regione. E adesso torniamo a parlare del maltempo che ha colpito non in maniera così importante come previsto dall'allerta del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile. L'assessore regionale Bottacin spegne le polemiche, mai detto che sarebbe stata un'altra vaia. L'allerta rossa non c'è stata, ma il maltempo ha comunque colpito la zona del Bellunese. Giampaolo Bottacin spegne ogni polemica. Mai detto si trattasse di un'altra vaia, ma i danni ci sono stati. Alberi caduti e piccole frane che hanno ostruito delle strade. Per quanto riguarda il Veneto è andata come previsto, qualcuno aveva detto, evocando vaia, che sarebbe stata una cosa come vaia. Io l'ho sempre detto le lingue, non sarà vaia, infatti è stato vaia. Abbiamo avuto precipitazioni anche oltre i 150 mm, esattamente come previsto in alcune zone. Fortunatamente non ci sono stati grossi danni. Belluno si è preparato comunque al peggio. La paura di quanto accaduto nel 2018 rimane impressa nella mente, una ferita che ha lasciato un segno indelebile. La previsione era sicuramente peggiore rispetto a quello che poi si è verificato, però credo che queste misure che abbiamo adottato siano misure comunque che erano necessarie, perché adesso è molto semplice adesso dire che la previsione era sbagliata, sarebbe stato un po' più difficile poi dopo invece giustificare magari qualcuno che si era fatto male a causa del fatto che non avessimo preso le giuste precauzioni. Jacopo Massaro risponde poi alle polemiche sollevate per la chiusura delle scuole a causa di un'allerta che non si è mai verificata. Comunque danni ne abbiamo avuti, sono caduti degli alberi, ci sono stati alcuni colate di fango che hanno invaso le strade e le hanno rese inagibili, abbiamo avuto un cavo dell'elettricità che è caduta, non è che non abbiamo avuto niente, insomma, mi immagino se un genitore fosse passato col proprio figlio in macchina oppure se lo scuolabus che portava il figlio a scuola fosse passato sotto il cavo elettrico che si è staccato ed è caduto per terra, se poi dopo sarebbe stato zitto oppure se magari andava poi dal sindaco a lamentarsi dicendo se le strade non sono sicure i bambini devono stare a casa. Il maltempo e le piogge continueranno anche per le prossime ore. È tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.
Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana ancora segnato dalla circolazione instabile che ci accompagna ormai da qualche giorno. Il dettaglio di lunedì 5 ottobre. Sul Veneto tempo spiccatamente variabile, sarà una giornata con alternanza di momenti asciutti e anche soleggiati ad altri decisamente più perturbati, con qualche precipitazione un po' a macchia di leopardo. Temperature minime tra i 7 e i 12 gradi, per quanto riguarda invece le massime la colonnina di mercurio si fermerà sui 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la nostra grafica ci mostra un contesto di instabilità. Infatti anche qui avremo qualche rovescio e locali parentesi più asciutte. Temperature minime fino a 15 gradi, massime invece fino ai 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo locali piogge sparse e pause con maggiore presenza di sole. Entro la serata generale miglioramento. Temperature minime sui 10 gradi, massime invece fino ai 16 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.